Amici di Calcio Napoli 24, benvenuti, nuovo appuntamento con il filo diretto, un'ora lo saprete ormai dedicata solo ed esclusivamente a voi tifosi del Napoli e non, ovviamente se volete scriverci e non siete tifosi azzurri qui siete ben accetti, ovviamente state attenti a quello che scrivete perché poi vi ritroverete la nostra community pronta a difendere i colori azzurri. Vi ricordo ovviamente di mettere un like alla nostra diretta e di sottoscrivervi al canale in modo da poter interagire e mandare messaggi con il sottoscritto. Per chi invece volesse intervenire in diretta con me, 081 353 458 8 vi risponderà e lo vado a ringraziare il nostro Manuele Bernardo in regia e al coordinamento e vi metterà ovviamente in linea con il sottoscritto. Andiamo un attimo ad introdurre quella che è la puntata di oggi. Ovviamente il nostro è un suggerimento di discussione, voi potete tranquillamente parlare di quello che più vi aggrada, ovviamente cortesemente riguardante l'universo Napoli. Quest'oggi trattiamo un attimo il tema che riguarda il nuovo direttore sportivo del Napoli. Se mentre qualche giorno fa, precisamente prima della presentazione delle maglie e quindi della conferenza del presidente De Laurentiis, diciamo, gli addetti ai lavori erano orientati verso una soluzione interna nella persona di Sinicropi, genero di Aurelio De Laurentiis, marito ovviamente della compagno della figlia Valentina. Come nuovo DS invece sta prendendo piede una linea tradizionale verso un DS già conosciuto. Ovviamente vi abbiamo proposto, diciamo, i due che attualmente sono senza contratto, senza squadra: Iglitare che ha lasciato la Lazio e Massara che ha lasciato il Milan. Chi preferireste tra i due come nuovo direttore sportivo del Napoli? Vi aggiungo un particolare, non so se può esservi di aiuto. Il presidente De Laurentiis ha parlato proprio del nuovo direttore sportivo, ha detto che ha fatto un incontro con un direttore sportivo che gli è particolarmente piaciuto. Ora bisogna capire ovviamente di chi si tratta, potrebbe trattarsi di Massara ma anche no. Intanto facciamo due chiacchiere e vediamo cosa ne pensate voi. Saluto ovviamente chi ci sta scrivendo su YouTube, ma so che abbiamo già un ospite telefonico, vero Manu? Dimmelo in cuffia. C'è Gino, allora andiamo subito da Gino. Ciao Gino. Ciao, buon pomeriggio Alessà, buon pomeriggio a te, i tuoi colleghi e a tutti i tifosi napoletani. Ciao Gino. Che fine ha fatto il tuo urlo di battaglia? Non l'ho sentito. Mi stavo preoccupando, caro Gino, non poteva cominciare la trasmissione senza il tuo urlo di battaglia. Grazie per averlo ripetuto. Alessà, ma tutti stanno vendendo perché se non vendono non possono comprare, perché sì. I 16-18 punti da Napoli hanno dato una batosta alle grandi e devono comprare, ma se non vendono non possono comprare, non sono all'altezza del Napoli, che il Napoli si può permettere di comprare pure adesso senza vendere, e l'ha dichiarato pure il presidente. Ma poi ti volevo chiedere una cosa, ma il Bayer ancora non paga la causa di chi? Ma come mai? Il motivo possiamo intuirlo, credo che ci siano delle cose burocratiche, comunque una cifra importante, voglio dire, non è che basta un bonifico istantaneo e i soldi passano dal Bayern Monaco al Napoli. Credo che ci siano, insomma, delle pratiche burocratiche da sbrigare che stanno rallentando un po' la cosa, ma sia il Napoli che il Bayern sanno che c'è una scadenza dopo il quale poi il Napoli farà il prezzo o addirittura vieterà ovviamente a Kim di partire, e a questo punto il Napoli avrebbe un problema in meno, perché Kim sarebbe a tutti gli effetti ancora un calciatore del Napoli. Non crediamo, dopo tutto l'ambaradan, le visite mediche in Corea e tutte le notizie che sono uscite,
che il Bayern poi si faccia scappare il giocatore facendo scadere i tempi della clausola. Però voglio dire, un'altra domanda e poi ti lascio. Dimmi. Ho sentito due nomi come direttore sportivo, sia Massara che Tare. Sì. A te ti piacerebbe? Io preferirei Massara, sinceramente, ma semplicemente perché per una questione dalla faccia mi sta un po' più simpatico, solo per quello. Non ti so dire, sinceramente, tutti e due hanno fatto degli ottimi acquisti, tutti e due hanno fatto parte di grandi società e tutti e due hanno fatto anche i classici errori insomma, di giocatori che poi non hanno reso. Di dirti io questo, speriamo che Fischi e Lozano se ne vanno in sabbia e una rabbia tutti e due lasciano in pace questi due giocatori che non fanno né alla Lazio né alla Juve, perché quando sento parlare della Juve ieri a quella trasmissione ho staccato, perché sentendo parlare sempre della Juve ho detto vada a quel paese. no, infatti se Milinkovic va in Arabia tanto di guadagna. E ti saluto sempre, uomini che Napoli. Ciao Gino, grazie per essere stato con noi come sempre. Mansus, ben ritrovati. Ciao Mansus, sei il primo, ti saluto, ti abbraccio. Castoken, sera ragazzi. Ciao Alessandro. Salvatore De Gregorio, ma Laurienté del Sassuolo non piace a destra? Se la domanda è a me ti dico di sì. Nel senso, non so a destra, perché lui gioca e ha giocato solo esclusivamente a sinistra nel ruolo di Kvaratskhelia, per intenderci. È uno che tende ad accentrarsi e calciare di destro, che è il suo piede preferito. Non so come renderebbe a destra, tenderebbe, credo, ad andare un po' più sul fondo, visto che comunque il sinistro non sembra essere molto brillante, però sicuramente è un grande calciatore. Probabilmente sarebbe stata in quel ruolo la rivelazione del campionato se non ci fosse stato Kvaratskhelia. Spostarlo a destra non te lo so dire quanto potrebbe rendere. Se poi mi parli di un vice Kvaratskhelia o Laurienté, per me andrebbe mettere la firma, però non abbiamo notizie di un interesse del Napoli per il calciatore, che è sicuramente un ottimo prospetto. Mattia Filosa esprime la sua preferenza per Massara. Mansus dice adesso è prematuro parlarne, se non va via Lozano. Anche questo è vero, però è normale che il Napoli si debba far trovare preparato qualora si dovesse concretizzare l'addio del messicano. Anche Luisa Giovane dice meglio Massara. Ma il Napoli vuole Carlson, il Napoli volere è un po' un parolone, rientra tra i profili che sta seguendo, che gli sia stato offerto o che sia stato lui o che sia stato il Napoli a cercarlo, rientra comunque tra quei nomi papabili per la maglia azzurra, o comunque tra i profili sondati. Dire che vuole Carlson lo trovo un po' eccessivo. Nicola Pezzella, siete sicuri che arriverà un DS? Penso che saremo a posto così. ADL metterà il fidanzato di sua figlia come DS, comunque Massara sarebbe un bel innesto come DS. Allora, partiamo dal presupposto che un direttore sportivo in un organigramma societario deve esserci per regolamento, quindi qualcuno, nome e cognome, che figurerà come direttore sportivo ci sarà. Caro Nicola, lo dicevo prima, se qualche giorno fa, prima delle parole di De Laurentiis, che ha ammesso pubblicamente di aver incontrato un direttore sportivo che gli è piaciuto particolarmente, anche noi optavamo per una soluzione interna, che è quella che sostanzialmente ci hai detto tu, cioè Sinicopri, che è il genero di De Laurentiis, che è comunque un direttore sportivo che ha concluso il corso in maniera brillante, e che comunque ha orbitato intorno a Giunto negli ultimi 2 anni, e qualcosa sicuramente avrà imparato. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, adesso io almeno personalmente incomincio a pensare che forse si torna
diciamo, alla tradizione, cioè un DS già consacrato in Serie A che possa dare una certa sicurezza da un punto di vista proprio di rapporti con le altre società e che abbia appunto esperienza già in questo campo. Poi non lo so, vedremo come si evolverà la situazione, può darsi che lo stesso De Laurentiis non troverà effettivamente un DS già navigato e possa tornare alla soluzione di cui parlavamo prima. Ovvio Ale, ma semmai farsi trovare impreparati. Dawson Tips Predictor, tutta la vita Massara. Faber Repa ci saluto, ma io vado da Peppe, dal mio caro amico Peppe da Vicenza. Ciao Peppe! Ciao Alessandro, ringrazio dell'amico, pure per me sei un amico. Che bello, prima o poi ci andremo anche a prendere un caffè insieme. Allora, ovviamente quando torni a Napoli o se io mi trovo a Vicenza, altrimenti diventa un po' difficile. Bravo, è difficile. Come va? Ce lo prendiamo come si chiama? Via... No, dai, ci dobbiamo vedere prima o poi. Prima o poi faremo un incontro tutta la community e tutti i presentatori del filo diretto, anche quelli che lo fanno saltuariamente. Bravo, ovviamente anche Riccardo Catapano, non vorrei che possa pensare che poi non ne partecipi anche lui. Detto questo, telefonicamente però come siamo una famiglia, capito? Sì, quello ormai sì, siamo una community affermata. Massara Otare. Io ho sentito, a me piace Massara, devo dire la verità, però già questi qua sono stati un giornalista che a me è proprio antipatico, adesso non faccio il nome, quel giornalista è proprio antipatico, mamma. Chi? Non ho capito, chi è che ti è antipatico? Un giornalista che mi è antipatico, non lo posso fare, non faccio il nome, lo posso fare no? Se è solo antipatico sì, se poi andiamo oltre no. Dalle cazzi. Diciamo, ti è antipatico perché è un tifosissimo del Milan, questo ma sì. è proprio antipatico. Vabbè, ti sarà antipatico. Però Pellegatti dice... lo vedi in televisione, giro canale, vabbè, quelle sono scelte poi. Ha detto che non viene pure... Se viene a Napoli ti viene sorpresa, perché ma chi ci sta a Napoli? No, ma allora aspetta Peppe, sarà antipatico e non te lo voglio togliere dalla testa perché non voglio farti cambiare idea, però Pellegatti ha detto una cosa diversa, ha detto ho sentito Massara, ricordiamo che Massara è ex direttore sportivo del Milan, Pellegatti è un... antipatico no, possiamo dire che comunque un giornalista storico che segue il Milan da tanti anni, ha rapporti con Massara, lo ha sentito, ha detto che Massara era a Londra, gli ha chiesto del possibile approdo al Napoli e lui l'ha negato e di conseguenza da giornalista ha dato la notizia. Quindi ha detto, visto quello che mi ha detto Massara, mi sorprenderebbe poi vederlo al Napoli, ma non ha detto sono sorpreso che vada al Napoli perché Napoli fa schifo. Non credo, anzi sono sicuro che non era quello che intendesse, ecco, per darti giusto un'idea un po' più chiara della situazione, tutto qua. Sarebbe sorpreso perché Massara gli ha detto che non viene a Napoli, quindi se poi lo trova a Napoli... Poi un altro giornalista ti può un'altra cosa che addirittura Massara ha dato l'ok, capito? Ma ci devi credere, no vabbè, tu devi credere solo a noi, punto. Bravo. Esatto. No, perché sai, così sporadicamente, questo non li sento proprio perché da città, appena per farlo quello dopo canale, perché non si deve sentire. Va bene, quello poi ti ripeto, sono scelte sono gusti, bravo, sono gusti, sì. Nella maniera più assoluta. Peppe, grazie come sempre per la tua chiamata, mi fa assolutamente sempre piacere sentirti. Poi tutti voi calcio Napoli 24 tutti simpatici. Sì. Ti ringrazio. Un abbraccio forte Peppe. Un abbraccio pure a te, ciao. Allora, dove ero rimasto? Vediamo. Anna Pirozzi, forse la figlia di De Laurentiis. No, figlia di De Laurentiis già ha un ruolo in società, farle fare pure il DS, Caran, sarebbe troppo. Lina Vernaccia, buon pomeriggio a tutti, ciao Alessandro, ciao Lina, Mansus, Anna Valentina già ha un suo ruolo, rispondeva anche la direttrice sportiva, pure sarebbe carina come cosa, sarebbe penso la prima in Italia, una prima donna a occupare un ruolo del genere, però Caran non credo si possa realizzare. Ragazzi, la FIFA ha bloccato gli acquisti agli arabi, almeno così ho letto. Lina, ci stai dando una bomba di
Ovviamente la nostra redazione sarà al corrente della situazione. Qualora fosse così, lo troverete sicuramente su www.calcionapoli24.it. Massimo Taiocchi, buongiorno a tutti. Beto, comincio a perdere le speranze. Massimo, dormici la notte. Io sinceramente sarei più contento se Beto non venisse. Poi che ti devo dire, ognuno ha le sue scelte. Per me Beto è un Osimhen che non ce l'ha fatta, ecco, mettiamola così. Castoken, Pellegatti vede solo rosso-nero, non vede altro. Beh, ci sta, è un tifoso, come noi vediamo solo l'azzurro. Non so se questo è cinese, coreano, giapponese, non ne capisco, però dice Forza Napoli, e quindi salutiamo tutti i paesi del Sol Levante. Lina Vernaccia, già ti ho salutato Lina. Tare si troverebbe impreparato al Napoli, visto i pochi acquisti che lo Tirchio gli faceva fare. A Napoli c'è molto da fare. Vero Mansus, però sotto un altro punto di vista sarebbe allenatissimo, perché passare da Lotito, dopo aver passato tanti anni con Lotito, passare a De Laurentiis, voglio dire, se hai comunque le spalle belle larghe. Vediamo. Giuro Alessandro, l'ho letto qualche ora fa. Lina, approfondiremo sicuramente la questione del governo che ha bloccato gli arrivi arabi. Andiamo da Edoardo e poi torniamo su YouTube. Pronto Edoardo? Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Come va, tutto bene? Tutto bene, a te? Vabbè, tutto bene, ok. Adesso il sondaggio, io non ho nessun ombra di dubbio, perché ci ho parlato l'altra volta con Vincenzo sulla divisione del Napoli, a tempi non sospetti disse: il Napoli ha l'opportunità e la fortuna di prendere uno dei più grandi dirigenti, che è Mazzara. Mazzara ha girato il mondo e Mazzara è scuola Sabatini, voglio farti capire. Frederic Mazzara, un ex calciatore anche lui come Tare, e quindi conosco abbastanza bene Mazzara, e ti dico che il Napoli va al sicuro con Mazzara, ma ci metto la mano sul fuoco perché lo ritengo uno dei più bravi dirigenti, veramente lo ritengo bravo Mazzara. Il Napoli non deve scappare questa occasione, io senza dubbio Mazzara. Poi un'altra cosa che vorrei dire è che il Napoli, no, ad esempio il fatto di Kim, come andrà a finire, non ho capito bene, prima che stavo seguendo, che la clausola quant'è che scade? Il 15. Il 15 di luglio? Di luglio, sì. E quindi il Bayern non penso che sia così impreparato a farsi scappare. Non lo penso neanche io, Edoardo, però siamo sotto il cielo, ormai di colpi di scena del mercato ne ho visti tanti. No? Questi sì. Questo sicuramente è un colpo di scena che mi farebbe piacere. Una cosa, queste cose qui le fanno capitare più in Italia che in Germania, perché so come la società del Bayern Monaco difficilmente fa una gaffa di questa a farsi scappare un giocatore, mi sembra un po' strano, che anche se a livello burocratico ho capito, ma loro sono precisi, non penso che si lasciano scappare Kim, quindi togliamo le speranze che Kim se lo lasciano scappare, io sono convinto di no. Però io se dovrei scegliere, per esempio ho visto dei nomi ieri, io sceglierei sempre come a Kilmar rispetto all'altro che hanno messo, quell'altro straniero che è uscito il giapponese, ma c'è una grande differenza prendere Kilmar e quell'altro, sì. Assai più forte. Itakura tu dici? Sì, no, sono convinto, sono d'accordo con te e credo che anche il Napoli la pensa così. Nel senso, il Napoli prova a prendere uno, però visto che non riesce deve cercare di sondare altri profili. Secondo me... io penso che il Napoli sta facendo un gioco, trattare un altro per andare sempre su Kilman andrà. Sì, penso anch'io, Kilman, sì. Guarda, perché se tu vedi Kilman a livello di stazza fisica, a livello di movimenti, a livello che è bravo sia in fase difensiva che offensiva, e lui può benissimamente sostituire Kim, ma l'altro Itamura, come si chiama Itamura, non mi ricordo il nome. Itakura è bravo un po' a difendere, ma se deve proporsi non è tanto bravo. Ho visto che alcuni aspetti non mi piace tanto. Andrei subito su Kilman, ok? Vince, scusami, Alessandro, ti saluto, lascio spazio agli altri. Ti ringrazio. Edoardo, posso dirti una cosa, visto che l'hai detto prima?
Massara, Tare, fossi in De Laurentiis, io andrei sempre su Sabatini. Io adoro Sabatini, però non è un nome che purtroppo non circola intorno al Napoli e quindi ovviamente... Sì, ma io ti ho detto perché ti piace Sabatini, appunto ho detto No, ma infatti io per quello ho colto l'occasione infatti perché... Io ho detto subito Mattare, Scuola, Sabatini, però non pensavo che il Napoli arrivasse a Sabatini, allora ti ho detto questo. Assolutamente sì, Anche volevo io ricordarti... tu mi hai fatto questi due nomi e ho parlato di Assolutamente, assolutamente. Ho solo aggiunto Sicuro una cosa che in ti più ho detto visto che tu Sabatini. hai citato Sabatini. Sono Grazie, d'accordo con te, anche io Sabatini, ok? Ti grazie, saluto, grazie ciao. Edoardo, un Ciao. abbraccio forte. Allora, vediamo. Questo l'ho letto. Lina Vernaccia, ma ADL prenderebbe un milanista come DS? Perché no? Se li consideriamo professionisti, li consideriamo professionisti. Il Napoli ha avuto Moggi, che era juventino, il Napoli ha avuto a quanto pare anche Giuntoli, che era juventino. L'importante, per come la penso io, è che si faccia bene il proprio lavoro, poi è che si è professionale al 100%. Poi di che fede sei, che squadra tifi, a me sinceramente, se dai il 150% per me che ti stipendio, per me va più che bene, anzi è un qualcosa in più, ti farei anche un regalo perché nonostante tutto hai fatto bene il tuo lavoro. Ma io sarò un po' strano sotto questo punto di vista. Massimo Taiocchi, sì, ex DS Lazio, Tare, ne parlavamo prima. Mi dicevi, non ti ho sentito, Manu. Abbiamo Ignazio, pronto con il cronometro, Manu. Ciao Ignazio. Ciao amico mio, Ciao, come stai? Tutto a posto? bene grazie, si Bene. tira avanti. Bene, pronto per i tuoi 2 minuti? No, io oggi mi voglio rovinare, un minuto. Un minuto, però noi teniamo 2 lo stesso, poi se finiamo... Vabbè, metto due lo stesso. perché ormai se no ci mettiamo a cambiare il cronometro. 3, 2, 1, pronti, vai! Ieri non ho completato il mio intervento dedicato totalmente a Giuntoli per non parlare per troppo tempo. Comunque, alcuni hanno detto che Giuntoli si è comportato bene facendo quella rivelazione. Perché l'ha fatto solo ora, dopo che il Napoli l'ha liberato? Invece io dico che la sua è stata una provocazione, prendendoci anche in giro. Poi, per i tradimenti ci sono persone e persone. Non accadrà mai con Spalletti che vada alla Juve, perché Spalletti è un signore e persona d'onore. Ha sempre detto che ama Napoli e i napoletani e che i suoi 2 anni a Napoli sono stati 2 anni di università di vita. E poi si è fatto quel tatuaggio. Per oggi ho finito così. Sì, no, allora 35 secondi, addirittura ancora meno di un minuto. È vero, è vero insomma, da come si è Vabbè, sviluppato. ieri ho preso qualcosa come più di 2 minuti, quindi... Quindi giustamente abbiamo compensato. Hai ragione Ignazio, allora ti ringrazio, ti mando un abbraccio e ci sentiamo domani per altri 2 minuti per te, va bene? D'accordo. Ciao buon Ignazio, proseguimento. ciao anche a te, ciao. Allora, sì, io ormai è vero che Spalletti si è sbilanciato tantissimo, gli è stato proprio chiesto sulla questione Juventus, lui ha detto io non posso non tener conto di cosa fa felice i tifosi napoletani, quindi avrebbe escluso a prescindere un suo approdo alla Juventus, ma vi ripeto, è un consiglio che vi do, poi fate ovviamente come volete, non prendete mai per oro colato certe dichiarazioni, ma non perché poi succede, perché poi se dovesse succedere ci rimanete male il doppio e poi dobbiamo sentirci magari io al filo diretto ore e ore di insulti a Spalletti e io poi lo devo difendere e poi divento antipatico, quindi magari evitiamo tutto questo ambaradan. Vediamo, io spererei di avere solo napoletani nel team, invece di andare avanti andiamo indietro. Vediamo. No, non vado a Di Maro ragazzi, però vi ricordo
ne approfitto. I ragazzi partiranno, la nostra squadra, il nostro squadrone partirà, numeroso squadrone, partirà domani alla volta del Trentino e da sabato rimanete ovviamente collegati 24 ore su 24, avete tutti gli aggiornamenti, qualsiasi cosa, qualsiasi foglia che cadrà all'albero del Trentino, ne sarete informati tramite Calcio Napoli 24. Sild, ma è vero che il Bayern non ha pagato la clausola? Al momento non risulta, vedremo, c'è tempo fino al 15, oggi è 12, vedremo questi 3 giorni come si evolverà la situazione. Vediamo. Marino, no Anna, credo qui Marino è stato dirigente del Napoli ai tempi di Maradona, è stato dirigente del Napoli dall'inizio dell'era De Laurentiis, non si è lasciato benissimo con il presidente De Laurentiis, hanno litigato anche abbastanza ferocemente, ciò che ha portato alla separazione. Col tempo credo che poi i rapporti si siano tranquillizzati, il tempo guarisce tante ferite, ma non tanto da poter ipotizzare che Marino possa tornare a fare il direttore sportivo al Napoli, nonostante ovviamente è stato quasi conseguenziale ipotizzare un suo ritorno al Napoli, visto che scaduto il contratto con l'Udinese lo stesso non è stato rinnovato. Andiamo da Carmine da Sarno. Ciao Carmine. Buon pomeriggio Alessandro, a te, agli amici nello studio e agli amici da casa. Grazie mille. Sempre felice, per quanto riguarda la sfida di oggi, indubbiamente Massara, perché secondo me Massara è più preparato di dare su certe aspetti. Poi per il restante io sono fiducioso, perché noi faremo il nostro per quest'anno, sia come campagna acquisti, campionato, e dobbiamo avere solo fiducia. Sono d'accordo con te, ovviamente noi chiacchieriamo. Guarda, sono contento che da dopodomani incominceremo a parlare di quello che succede al ritiro, chi sarà il ritiro, del nuovo corso Garcia, perché è stato un mese un po' pesante in cui abbiamo anche dovuto un po' forzare gli argomenti rispetto al calciomercato insomma, in un periodo ovviamente dove il calcio è sostanzialmente in vacanza, e quindi sono contento che magari da dopodomani si comincia a parlare anche del nuovo corso, perché se ci hai fatto caso, caro Carmine, abbiamo un nuovo allenatore, ma continuiamo solo ed esclusivamente a parlare di Spalletti. Spalletti è praticamente ovunque, gli viene consegnato qualsiasi tipo di premio, viene invitato in qualsiasi trasmissione, continua a parlare ovviamente di Napoli perché gli viene chiesto di Napoli, e intanto noi abbiamo un nuovo allenatore di cui si parla poco e niente. Spero che da dopodomani, con tutto il bene che voglio ovviamente a Spalletti per quello che ci ha regalato, per il grande allenatore e la grande persona che è, purtroppo la vita va avanti, purtroppo per fortuna la vita va avanti, il Napoli ha un nuovo allenatore, adesso tutti concentrati su Rudy Garcia, tutto il nostro sostegno a Rudy Garcia, e cominciamo un nuovo anno. Purtroppo quando ci sono le separazioni gli ex si devono mettere un po' da parte, no Carmine? Sì, Alessandro, perché di solito noi in Italia diciamo morto un papa se ne fa un altro. Esatto. Per l'amor del cielo noi Spalletti lo rimetteremo in eterno, però dobbiamo mettere uno in condizione Garcia di lavorare tranquillo, perché non è che ogni partita andiamo a fare il patagone con Spalletti, perché poi sicuramente lui andrà in difficoltà così, Alessandro. Sì, mi auguro che, come ti dicevo, che da dopodomani volteremo pagina in modo da cambiare anche un po' quelli che sono gli argomenti che stiamo trattando. Sarà sempre calciomercato, però vedremo anche il nuovo Napoli di Garcia che nasce, cresce e si avvicina al prossimo campionato. Grazie Carmine. Grazie a voi, a risentirci a domani. Un abbraccio, ciao ciao, a domani. E comunque siamo al 12 luglio, dice Cristian da Campo, e chi mi ancora del Napoli, non per dire, e non lo diciamo. Se arrivasse l'ufficialità, dice Mansus, giusto il 15, mi incavolerei di brutto. Beh sì, capisco, che sensazione. Anna Pirozzi, Maldini, dubito. Bruscolotti addirittura, no, non credo.
qualche giocatore vecchio del Napoli, sì, magari più come ambasciatore del Napoli, ma come direttore sportivo, insomma, serve fare un corso e serve, insomma, essere inserito in un sistema. Ah, ok, in un modo molto particolare il nostro Manuele mi annuncia Salvatore da Nocera e quindi ci vado. Pronto Salvatore? Ciao Alessandro, ciao. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto a posto. Fa un caldo però, sai? Fa caldo sì, fa caldo sì. Ma lo farà ancora per tanto tempo, così tanto caldo. Madonna, Salvatore, però così mi abbatti. Io sto con l'aria condizionata, infatti continuo a perdere la voce, però intanto reggo botta, dai, lo so, l'estate purtroppo è questa, cerchiamo di resistere, cerchiamo di andarcene a mare il prima possibile, anche se penso che farà caldo anche in spiaggia, cerchiamo di starcene in acqua. Salvatore. Però è bella l'estate, c'è anche dei lati positivi. Beh, certamente, ci mancherebbe, se fosse solo caldo ci ammazzeremmo, caro Salvatore. Allora, comunque parliamo anche di DS. Allora, io magari. sinceramente credo che allora, secondo me tra Massara e Tare io sceglierei più Tare. Ok, motivamelo, vai, perché? Perché Tare comunque, secondo me, Tare secondo me è cercato più acquisti di Massara, però Ok, anche sarebbe un sconosciuti a ottimo poco motivo. prezzo. Come? Anche sconosciuti a poco prezzo però. Di sicuro con Lotito aveva a disposizione molto meno soldi di quanto le avesse Massara col Milan. Però figurarsi con De Laurentiis che ha più soldi di Lotito, come Tare potrebbe fare meglio, almeno per me. Poi carità, No, è un ragionamento che fila perfettamente, non, devo dire la verità. Secondo me il grande DS, il bravo DS si vede quando ha a disposizione pochi soldi, non quanti ne ha tanti, perché con tanti soldi ovviamente più facilmente si raggiungono gli obiettivi, perché i calciatori più forti sono quelli che costano di più. Andarli ad scovare, dimmi. Sì, ma comunque si parla per esempio di calciatori, per esempio si stanno queste situazioni, per esempio Zerischi in Arabia, ma dobbiamo prendere posto questi euro di Zerischi, il mercato non abbiamo ancora comprato nessuno al momento, però... Sì, è vero, spero che questa cosa non sia strettamente collegata alla mancanza di un direttore sportivo, spero che comunque qualcuno spero anche io. Che qualcuno stia lavorando già a prescindere. Finalmente dopo domani riprendiamo a parlare di campo del Napoli. Di calcio, allenamento, di Maro, che bello, che bello. Di allenamenti, palla di campo, che è vero il calcio per calcio comunque è affascinante, però parlare di campo... è più bella. Se parliamo un po' di uno e un po' dell'altro, vediamo che le cose sono meno pesanti sotto tutti i punti di vista. Grazie mille Salvatore. Ciao Alessandro. Ciao, un abbraccio. Allora, vediamo. Giovanni Papetti, Bradley Barcola del Lione, cosa ne pensi per la fascia destra? Se ho capito chi è giovanissimo, però ha un contratto lungo e costa tantissimo. Non so oddio, è un profilo che ci sta per età eccetera eccetera, credo sia valutato intorno ai 20 milioni. Il contratto credo sia lungo, francese lui, non lo so, non risulta il suo nome accostato al Napoli, se non ricordo male, se ho capito chi è, ovviamente dovrei fare delle ricerche, credo piaccia al Paris Saint-Germain, insomma vedremo, ma non mi risulta accostato al Napoli. Ma se... come? Ciao Peppe da Nettuno, ciao. Scusami, io sono un po' anziano, ho quasi 80 anni, perciò
Augurissimi, ma è un po' di scusami per tempo, cosa. a parte che sono tifosissimo del Napoli, io sono più da... Mi senti? Ti sento perfettamente, dimmi. Ti sto dicendo, praticamente io sono da 18 anni a Nettuno, sono un tifosissimo del Napoli, un napoletano di nascita. A questo punto volevo dire, ma non per critica, perché la vostra trasmissione praticamente è buonissima, anzi io lo sto ascoltando da un po' di tempo, sì tu. Il problema praticamente, sai qual è? È che io praticamente, essendo che sono uno degli 80 anni, quando tanti anni fa, mi senti? Sì, ti sento, vai, tranquillo. No, perché ogni tanto ti piace, perciò non lo... Ogni tanto? Non ho capito. Alzi le mani così, perciò non lo so. Alzo le mani? No, probabilmente mi stai vedendo tu in TV, dove mi stai vedendo? No, ti sto vedendo. Ok. Ti sto sentendo per telefonino, però ti sto vedendo sulla televisione. Vabbè, allora comunque... probabilmente in televisione arrivo con un po' di ritardo e quindi... sì, hai ragione, infatti ti vede. Vabbè, Ok. volevo dire, Vai, non è una tranquillo. critica, perché la vostra trasmissione è una buonissima trasmissione, anzi secondo me è la più reale trasmissione che io sto vedendo, sai tu. Ci fa Però quando assolutamente io ero piacere. giovanotto, praticamente, compravo lo sport subito, tu non lo sai perché sei molto giovane, ti do del tu perché io sono mandato. Assolutamente obbligatorio. Esiste lo sport tu. E noi lo chiamavamo il giornale di pausa. Perché praticamente tutti, io leggo, non a voi, perché voi siete reali come vogliamo dire. Perfetto. Ma gli ti altri ti ringrazio. passano la notizia che poi sono notizie quasi tutte false. Cioè io praticamente che sono 80 anni mi dici ma tu perché le leggi queste notizie? Allora uno dice ha comprato il Maradona, per dire, tutti quanti, ha comprato il Maradona, poi forse viene. Cioè sono tutte notizie al 90% false. Io da questi qua non li credo più, mi sto credendo a voi perché da un po' di tempo sto credendo alla vostra trasmissione, proprio per questo. Perché voi siete molto leali e reali di questa cosa. Ci fa assolutamente piacere e ti ringrazio, il complimento più bello che ci potessi fare. Essere leali credo sia alla base di un giornalista. E che dirti, ti ringrazio ovviamente per le tue parole. Non lo so, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi dirmi chi... No, volevo dire che padre a te, ma tu sei di calciatore, no? Come? Non sei ex calciatore tu. Non ad altissimi livelli, purtroppo. Ho detto tu non sei ex calciatore, no? Sì, ti ho risposto sì, però non ad altissimi livelli. Ho fatto la mia carriera. Mi ricordo qualcosa, guarda, io ho 80 anni, io praticavo lo stadio del vomito, mi lasci immaginare. A Ok. questo punto ho fatto io sono paesano di Caton di Uliano. A proposito voglio dire una cosa, perché io vi sto seguendo tutti i giorni? Perché non fate un bel filmato, un bel programma su Totò di Uliano, che so che sta poco bene voi. Io sono paesano di Totò di Uliano, immagino tu. Tu penso che vedevi il Napoli al Collana, no? Se ricordo, se non sbaglio. Ok, allora lo prendiamo assolutamente sì. Prenderemo in considerazione la tua idea appena insomma possibile, appena No, sarei contentissimo di vedere Antonio Uliano perché non lo so se voi lo sapete e lo potete dire, so che non sta andando bene. non lo sappiamo, però seppure lo sapessimo ovviamente sono cose delicate, sono cose riservate. insomma riservate. Mi lasci immaginare che io per vedere Antonio Uliano praticamente, non so se lo sai, vabbè poi ti lascio. Sì, capitano storico del Napoli. Ti voglio dire che il Napoli comprò il Uliano con 11 palloni e 11 magliette dal Movimento Sociale di San Giovanni a Teducci. Sì, lo so benissimo, lo so questo aneddoto. Lo sa. E io che sono stato paesano, stava a 150-200 metri da Roma. Vabbè, comunque io vi seguo e spero che l'unica cosa che sto sperando che entro il 31 luglio non ci sarà praticamente nessuna acquirente per l'ausimento, questo è tutto. Va, auguriamocelo. Grazie Peppe, ovviamente terremo in considerazione. Forza no, perché sono nel turno da 18 anni, sono emigrante ormai. Ciao, un abbraccio ovviamente anche a tutti coloro che lasciano Napoli e continuano ad avere Napoli e l'azzurro nel cuore in qualsiasi parte del mondo. Allora. Mi dica, mi guarda così, lei si gode questa vista, ho capito, ringraziamo il nostro Riccardo Catapano al coordinamento. Vado a prendere il fresco nel weekend da mio figlio, vai Lina, facci sapere dov'è il fresco, in montagna, in Trentino, se non ricordo male, o comunque lì vicino.
Oddio, per la fascia destra perché non si fa un pensierino per Alessandro Arena del Gubbio? Me lo vado a vedere perché sinceramente vedo anche il nostro Riccardo Cadavano un po' perplesso. Complimenti a te che lo conosci, veramente sei preparatissimo, però insomma te ti farò sapere, caro Giuseppe. Salvatore Onina, Tare ha sbagliato degli acquisti, ma la Lazio la scorsa stagione non era fortissima, ma ha azzeccato più acquisti di Massara. Lo considero meglio di Massara, migliore di Massara. Anna Pirozzi, a Di Maro sta un laghetto dove vanno i calciatori del Napoli. Non è un laghetto, è un fiume che passa proprio al lato del campo di Carciato, dove i calciatori, e non solo, anche i turisti, l'ho fatto anch'io, possono immergere le gambe, non di più, perché veramente l'acqua è congelata. Lina Vernaccia, ecco, è un torrente, ecco, lo diceva Lina. Mansus presente da San Giovanni a Teduccio, fare ovviamente riferimento a Totonno Giuliano. Massimo Taiocchi si è fissato, vuole Beto, ma noi andiamo scusami, ma Gennaro, carissimo Gennaro, ciao. Ciao Alessandro, buon pomeriggio pure a te. Buon pomeriggio, dimmi tutto allora, Massara, Otare o chi vuoi tu? Dimmi Ma tu. diciamo che questo, cioè al di là delle nostre preferenze, che poi per un direttore sportivo non è che ci possono essere preferenze, perché poi se è bravo bisogna vederlo, ci vuole, diciamo che il direttore deve essere adeguato al presidente, perché il presidente lo sceglie quando è adeguato al suo modo di fare e di essere, quindi avrà scelto lui la persona più giusta. A me entrambi non dispiacciono, per carità, lasciamo perdere il fatto che viene da Milano, notare che viene dalla Lazio, da dove vengono, l'importante è che sposano, diciamo, quello che è il progetto Napoli. Ritornando per esempio a Giuntoli, io una sola cosa, ma proprio per chiudere, perché l'ho detto già ieri, se la poteva risparmiare, magari l'avesse detto in un'altra epoca, allora quello è stato un atto di ruffianeria, se io proprio la devo dire giusta, è un atto di ruffianeria verso quei non colorati, e lui si è presentato così a gamba tesa, ma un professionista che fino a qualche giorno fa si era dimostrato serio, dave poi, lasciamolo perdere. Lasciamolo crogiolare negli escrementi in cui si è andato a gettare. Io piuttosto vorrei parlare ancora una volta di acquisti, cessioni. Sì. Vedo che intanto si avvicina il giorno del ritiro e quello che io speravo non sta accadendo, magari non per colpa del Napoli, perché qua si aspetta che se non arrivano i soldi di Kim, se non si comincia a muovere qualche cosa, lo sappiamo, il nostro presidente, se non si comincia a cedere, magari avrà già pronto tutti i colpi in canna, lui avrà già, però a me, ripeto, piacerebbe che a Di Maro ci andasse minimo l'80-90% della rosa, che dovrà allenare un nuovo allenatore. Quindi è questo che a me più che altro mi preoccupa. Che vadano via i tedeschi, Lozano si sapeva già, che va via Dem già si sapeva, che non veniva riconfermato Don Belé eppure si sapeva, quindi automaticamente c'era tutto il tempo. E io penso che l'avrà fatto il Presidente, anche se senza Giuntoli, sapendo che quei calciatori comunque non sarebbero stati confermati. Io penso che già avrà diciamo pronti, speriamo solo che siano pronti per che il ritiro si fa in due fasi. Ci sarà quello di Di Maro, che è il più importante perché là è fisico, e mentre quello poi di Castel di Sangro magari è più tattico. Quindi io spero che al di là del direttore sportivo, che ha la sua importanza, arrivano al più presto, si comincia a delineare una rosa che non ci faccia tanto
che ne dicono quelli del nord, che io la seguo la trasmissione, e si preoccupassero delle loro cessioni. Voglio vedere l'Inter, perché si sta parlando anche della partenza rionale, perché per confermare Lukaku devono prendere Orano, Brozovic l'hanno perso, Skriniar l'hanno perso, quindi i pezzi da 90 li stanno perdendo loro. Noi se tutto va male avremmo perso Kim, se poi ti ripeto, come dice il Presidente, dovremmo rinunciare anche a Rosimè, sempre con la famosa proposta indecente, e allora l'importante è che poi già ci saranno i sostituti pronti per, diciamo, che il Napoli poi l'ossatura ce l'ha. Adesso voglio salutarti. Ti ringrazio. Non voglio togliere spazio ad altri. No, assolutamente, tranquillo. Ti ringrazio, puntuale e tempestivo come sempre. Ciao Gennaro, ti salutano anche tutti dalla chat. Ciao. Allora, vediamo. Tonino 66, gira voce che Itakura è stato tolto al mercato, non lo vendono più. Sì, è una notizia che ha dato questa mattina la Bild, i colleghi della stampa tedesca, che parlano da una parte della volontà di Itakura di non lasciare il Borussia Mönchengladbach, in cui è arrivato, tra parentesi, da una stagione, lui è arrivato allo Schalke 04, e che il Borussia stesso insomma non ha intenzione di venderlo. Tra l'altro questo potrebbe anche essere vero, dovuto anche a una sorta di sommossa popolare nei confronti dell'eventuale cessione del calciatore. Sono state tante le rimostranze da parte dei tifosi tedeschi nei confronti del club quando è circolata la voce che Itakura insomma aveva attirato le attenzioni del Napoli, e non solo, c'è anche il Tottenham sul calciatore. Insomma, vedremo una pista, anche perché poi è stato proprio il procuratore del calciatore qualche giorno fa a dire che invece la pista Napoli era concreta e che poteva anche concretizzarsi. Quindi insomma vedremo un po', sono voci contrastanti, però ovviamente dobbiamo tenere e informarvi anche su quello che dicono i giornali tedeschi, che sono ovviamente anche geograficamente più vicini insomma, al luogo di avvenimento dei fatti. Detto questo, dimmi Manu, c'è Antonio, andiamo da Antonio. Ciao Antonio. Ciao, senti, un complimento per la trasmissione, la preferisco molto ad altre ufficiali. Ti ringrazio. Chiedere, ma sarà un po' la nostalgia, ma che senso ha il ritiro di Di Maro ogni anno senza una partita con una squadra ufficiale? Oramai è diventato solo un giro di marketing. Io penso il vero ritiro sarà quello di Castellità, perché ogni volta si parte con giocatori che poi non saranno in rosa, cioè non si parte col 60-70% della rosa. Io vedo solo diventato un fatto commerciale. Poi un aspetto che un po' mi preoccupa è quest'anno, dopo lo scudetto, proprio quest'anno pensavamo di trascorrere un'estate tranquilla, invece no. Spalletti, che in primis secondo me è una sua decisione contestabile, Giundoli, e poi andiamo con Zielinski, e poi andiamo con Kim, e poi andiamo con Lozano, e poi andiamo con Demme, non lo so, chissà con chi altro. Cioè, può essere mai che nemmeno quest'anno che ci sono soldi, perché quest'anno il Napoli ha vinto ma anche incassato, non si ha la forza di comandare noi il mercato e aprire un ciclo. Cioè, può darsi che quest'anno, voglio capire, gli arabi vengono e ti rubano Osimhen, ma Zielinski può anche opporsi, andare incontro al giocatore dicendo sì, ok, tu ti meriti 3,5 e resti con noi, perché un altro Zielinski poi lo trovo, perché poi è vero dire, diciamo, sì, ma l'anno scorso ci siamo lamentati e il Presidente è stato bravissimo, ha vinto lo scudetto. Sì, è un grandissimo imprenditore, un grandissimo Presidente, però diciamo la verità, c'è stato anche una serie di fattori che hanno portato a una concatenarsi di eventi, anche di fortuna, che possa poi succedere tutto quello che è successo. Non è che ogni anno riesci a trovare il cravacello del giorno, penso.
Sì, mi preoccupa il ritardo. Come? Mi preoccupa il ritardo e Sì, la mancanza di forza, perché io quest'anno mi sarei aspettato, noi abbiamo vinto il scudetto, abbiamo guadagnato 200 milioni, io vado da Berardi fino a Napoli, non aspetto la cessione di un giocatore prima di acquistarlo, invece nemmeno quest'anno arriva questo, solo questo non riesco a capirlo. Come interpreti tu questa volontà del Presidente di aspettare sempre la vendita anche quest'anno, invece siamo una società sanissima, anzi russi. No, Antonio, ci sta assolutamente come ragionamento. Io ripeto, i dubbi sono assolutamente leciti, quelli che hai spiegato tu, con dovizia di particolare ancora di più. Volevo fare una precisazione, tu parlavi, mi dicevi che non avevano senso o che avevano senso le amichevoli a Di Maio? No, voi, scusi, no voi. Voi chi? Dicevo, ironicamente, i ritiri oggi li ritengo più fatto i ritiri proprio delle squadre, non delle televisioni che poi andate là, poi è un po' un lavoro. No, io dico, no, lo so, no, avevo capito bene, non avevo frainteso. Tu facevi riferimento alle amichevoli, ovviamente è una cosa commerciale, ci mancherebbe, e vedremo anche a che... Proprio il ritiro è diventato, cioè io diciamo ai tempi di Diego, noi si andava in ritiro con l'80% della formazione fatta, adesso si va in ritiro con una squadra che non sarà mai tua, non giocherà mai, infatti quest'anno l'estate non mi dite che a Di Maio poi sono stati quelli ci hanno portato la vittoria dello scudetto. No, questo, vabbè, c'è anche da dire, quest'anno è particolare, anzi quest'anno è normale, diciamo così, perché è finita la stagione e i calciatori, più o meno la maggior parte, sono andati in vacanza, si fanno i loro 15 giorni e poi vanno in ritiro. E negli ultimi, se ti ricordi, i ritiri di Di Maio, c'è chi andava a fare i mondiali, chi andava a fare gli europei, eccetera, eccetera, e quindi poi tardavano i 15 giorni di vacanza e ovviamente saltavano quasi, diciamo i big, saltavano quasi sempre l'intero ritiro di Di Maio, se ti ricordi. Quest'anno invece ovviamente si contava di avere l'80% dei calciatori rosa, ma tolto Kim e tolto Ndombele, forse Gollini, alla fine la squadra ci dovrebbe essere sostanzialmente tutta in ritiro a Di Maio, quindi anche questo insomma per fare un po' il quadro della situazione. Grazie Antonio. Prego, Carlo. Ciao, un saluto a tutti, un saluto da tutti. Allora vediamo. La Lazio la scorsa stagione non era fortissima a dare un grande direttore sportivo. Ho visto delle voci un po' pensieri un po' contrastanti su Tare. Poi Osimhen resta con noi, dice Salvatore. Massimo degli occhi, da Osi a Beto c'è da spararsi. Beh, condivido. Osimhen e Kim restate con noi. Mansus rilancia praticamente. Tare no, vi prego. Ostigard è un bravo ragazzo, ma tirare al posto di Kim lo trovo un suicidio, dice Tonine66. Presidente Massimo Cefalo, per chiudere la trasmissione, salve. Grande calciatore, non è di tanto bravo, invece io mi ricordo di essere bravo. Presidente, vi sento malissimo, potete alzare un po' la voce? Adesso mi senti? Ok, un poco meglio, proviamoci. Ditemi. Ho detto, non eri bravo da giocatore, potevi anche diventare un grande fuori classe, da quello che mi ricordo io. Di chi sa, non ho sentito il... Ah, di me, sì. Sì, sì, di chi sa parlare. Tempi addietro, ho fatto anche il mio corso, Presidente, 42 anni ormai. Mi ricordo che stavo in Santa Anastasia quando ero più piccolino. Ero più giovane. Ti ho conosciuto. Sì, ero molto, però insomma avrei detto la mia, dai, mettiamola così. Comunque, il direttore sportivo per il momento stiamo aspettando una grande sorpresa del nostro Presidente. Sì, ma lei ha una preferenza, Presidente?
la verità, queste due, non penso che sono questi due che vengono da noi, qualche direttore sportivo emergente sicuramente. A me sapete chi piacerebbe tanto? Che va a pescare tutte queste... A me, Presidente, piacerebbe tanto, ovviamente una mia idea, non c'è niente, Walter Sabatini, mi piacerebbe veramente. Questa cosa qui ho sentito, comunque se dovremmo prendere no, io credo di no, perché si ammazzerebbe col Presidente dopo 2 minuti. Gli attributi per questa piazza, capito? No, gli attributi ce li ha, il problema è che secondo me si prenderebbe a capelli dopo 2 giorni con il Presidente, quella è l'unica paura che ho io. Il gioco delle parti, sì. Dovrebbe emergere, diciamo, l'esperienza dei due, che quindi si fermerebbero a fare un bel lavoro, perché poi comunque Sabatini è stato eletto a Salerno e si potrebbe anche togliere un po' di pietrucce dalle scarpe. Beh sì, ha ragione. Presidente, io la devo salutare perché sono in chiusura di trasmissione. Vabbè, comunque non mi senti la trasmissione, poi ci sentiamo. Vi ringrazio, vi mando un abbraccio fortissimo e grazie ovviamente per le belle parole. Ore 16, è finito il tempo a mia disposizione. Sì, è scaduto il nostro tempo, come dice il buon Manuele in regia. Voglio salutare Catapano Sessuale che è arrivato alla fine, però devo lei, il merito del secondo posto della Lazio è di Sarri e delle altre. Basta dare questa onnipotenza ai direttori sportivi. Questo dice il nostro Catapano Sessuale che è arrivato in extremis, dovevo però leggerlo e in nome suo saluto praticamente tutti coloro che ci hanno mandato dei messaggi su YouTube e ovviamente tutti coloro che ci hanno scritti, ed ecco il motivo che si sta proprio. Vi ricordo che alle 18 proprio Riccardo Catapano, mi raccomando Catapano Sessuale, che ho detto? Ho detto attenzione, qui mi si bacchetta, mi dice alle 17 invece ci sarà, come? Io ci stavo arrivando, ma non è che mi serve il gobbo, ci arrivo. Alle 17 ci sarà occasionale con il nostro grande Riccardo Catapano e Vincenzo Testa. E zitto tu in cuffia, grazie. Vincenzo Testa, con una grande... Chi ci sarà? Mi vuoi dire l'ospite? Vincenzo Pirozzi sarà l'ospite di questa grande puntata. Vi ricordo che non si parlerà di calcio, ma si parlerà di tutt'altro. Rimanete ovviamente, che riguarda ovviamente la nostra città, e vi ricordo insomma di rimanere incollati al televisore per non perdervi questo grande appuntamento che poi andrà in onda su YouTube alle ore 21. No, questa sera più tardi perché alle 21. Ti pare una volta che lo volevo dire? Questa sera però alle 22 perché... Alle 21 c'è lo speciale. Perché alle 21 c'è lo speciale? Di Raspadori. E come si chiama? A casa di Jack, su Jack Raspadori, curato dal nostro Ciro Novellino. Madonna che palinsesto, ragazzi. Che grazie che cola qui a Calciopoli 24. Fatemi chiudere sta puntata. Io vi ricordo che il filo diretto torna domani. Non ci sarò io però, voi chiamate lo stesso, non so chi ci sarà. Ci sarà probabilmente Ciro Novellino. Siamo tutti bimbi di Catapano, dice Catapano Sessuale. La chiudiamo così. Il filo diretto torna domani dalle ore 15 alle ore 16.